Radio Magica presenta Volando con le parole. I bambini sono tutti poeti. Sanno vedere nelle cose quello che i grandi non vedono più. Prendiamo per esempio una farfalla. Per i bambini non è solamente un esserino colorato con belle ali che vola un po' qui e un po' là. Loro vedono nella farfalla la creatura magica che li porta lontano, in un mondo immaginario, tra sogno e avventura. Pierluigi era un bambino poeta come tutti i bambini, ma rimase poeta anche dopo, da grande, quando imparò a leggere e a scrivere. Usava le parole in modo magico e raccontava quello che solo pochi riescono a vedere. Pierluigi da bambino viveva a Chiusaforte, un paese in montagna vicino a un fiume, con i genitori, la zia e il fratello. Aveva una piccola casa su un colle che era tutto il suo mondo. Una sera di maggio del 1976, la terra di quel mondo tremò e la sua casa venne distrutta. Pierluigi e la famiglia andarono ad abitare in un villaggio di piccole casette di legno in cui incontrarono tante persone che avevano perso la casa. Lui aveva 10 anni e comandava gli amici divisi per bande. Correvano, giocavano, salivano sugli alberi. Pierluigi amava salire sugli alberi e spesso restava lì da solo e leggeva con calma i libri che la maestra gli dava. Leggeva tanti libri che parlavano di cavalieri, di eroi, di dame rapite e di aerei, perché Pierluigi amava il volo. Da grande voleva diventare un pilota d'aereo e decise di studiare per questo. Ma un brutto giorno salì sulla motocicletta guidata da un amico e finì contro una roccia. Da quel momento non poté più camminare. Dovette restare a letto, oppure per muoversi un po' usare una carrozzina. Non poté più fare il pilota d'aereo, ma non rinunciò mai al volo. Pierluigi volava, leggendo tante storie, tanti libri. La lettura è anche questo, ti porta dove vuoi con la fantasia, sempre. A Pierluigi non bastava leggere le storie degli altri, voleva essere lui il pilota. Così cominciò a scrivere poesie. All'inizio un po' timido, poi più sicuro. Parlava di quello che vedeva attorno dal suo letto, anche di una mosca capovolta a pancia in su, o della goccia d'acqua con il sapore di nuvola. I bambini lo capivano benissimo. I grandi lo capivano solo se tornavano bambini. Dopo tanti voli, la sua vita un giorno si è fermata. Ma lui vive ancora nelle sue poesie. E lì potete trovarlo insieme ai suoi personaggi. Uno scricciolo sbarazzino, un gattone tutto fumo e poco arrosto, un passerottino più astuto di un mago, una rondine come una virgola nel cielo. Radio Magica ha presentato Volando con le parole, letto da Adriano Giraldi, testo di autori vari, illustrazioni Paolo Cossi. Tutti i racconti sono disponibili su www.radiomagica.org.